Questa è battuta. Non la tocca nessuno, ma arriva bene. Centrocampista, palla che passa in mezzo. Rischia qui l'Athletic Club, ma spazza bene Baglione Giuseppe. Eccolo qui che gira bene. Adesso c'è la prateria, palla lunga linea per il numero 7, un po' troppo lunga, che riesce a saltare il portiere. Adesso la finta, posa il portiere, può andare in mezzo sul secondo palo e arriva il primo gol dell'Athletic Club del numero 7, che ha fatto una grandissima giocata. È arrivato il gol di Conforto Mattia. Deve spazzare il portiere col sinistro come viene, però trova l'avversario che può provare di prima, riesce a saltare uno, salta il secondo, il destro, poi fantastica la parata, calcio di punizione, prova a metterla in mezzo, arriva direttamente il cross dentro l'area, di testa riesce a prenderla il numero 11, allora che prova sulla destra, il numero 11, buono il controllo, ma poi la chiusura del 5, arriva a centrocampo, ma il 9, attenzione perché riesce a prendere lo spazio, salta il portiere, si allunga il pallone, poi in mezzo, non trova nessuno, salva tutta l'area. Batte in meno sul secondo, attenzione perché la palla rimane lì di testa. È entrato adesso fresco il numero 18 che con le mani spinge l'avversario, ma l'arbitro lascia giocare, può puntare l'uomo, sceglie la profondità e solo contro il portiere parte il sinistro. Di no. Eccolo qui ancora Lotto in possesso del pallone, palla alta, è un ottimo pallone perché giusto la linea del difensore, il numero 7 tenta il tiro. Ottimo l'assist del numero 8 che sta facendo calcio in mezzo al campo, poi trova un ottimo pallone per il numero 7 e arriva la doppietta, sale sulla fascia destra, lancio lungo, attenzione perché trova un'altra volta imbucato il numero 7 che è solo, che può provare il pallonetto, è arrivata la tripletta dopo pochissimi minuti. Al posto del 9 è già battuto l'Athletic, passa bene in mezzo a due, palla dentro, fantastica, a trovare lo spazio in mezzo al portiere, ci si fa trovare pronto. Qui il numero 2 che sta facendo anche lui una partita magistrale a livello difensivo, palla al 19, può metterla in mezzo, arriva il cross tiro, adesso il numero 20 che tocca il pallone del controllo, arriva il numero 17 che può darla lungo la linea, c'è fuori gioco, preferisce accentrarsi col sinistro, ottima qui la parata del portiere che nega il gol al numero 17, la tiene in campo però, non vuole rimessa laterale, punta all'uomo, altre serie di finte, si ferma, si allarga sulla sinistra di prima col sinistro, ne arriva il 5-0 dell'Athletic Club con la scivolata, palla adesso lungo linea per il 19 che non è in fuorigioco e può andare verso la porta, tenta di rientrare il destro, altro gol dell'Athletic Club con il portiere che anche questa volta si aspettava il passaggio in area di rigore, lasciando scoperta così tutta la porta e regala ancora una volta un'altra gioia all'Athletic Club, ai suoi tifosi